Arquà Petrarca si prepara alle imminenti festività con l'iniziativa Natale al Borgo del Petrarca. A partire dall'8 dicembre numerosi eventi segnano la grande sinergia tra le attività economiche del Borgo di Arquà, la cultura, l'amministrazione comunale e Confesercenti Padova. Confesercenti infatti gestisce il parco letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, che si è fatto promotore proprio di queste attività, dalle visite guidate alla casa del Petrarca, al borgo, quindi per terminare alla tomba, passando per le targhe letterarie come quella di D'Annunzio, che ha dedicato proprio alcune parole qui ad Arquà Petrarca, a questo borgo bellissimo. Quindi un insieme di attività economiche e culturali, il tutto sotto la comune dominatore appunto della cultura, grazie anche alla rete nazionale dei parchi letterari gestiti da Paesaggio Culturale Italiano e dalla Dante Alighieri, che ovviamente promuove tutta la nostra zona, Arquà Petrarca e tutto il parco letterario, in tutto il mondo grazie ai suoi comitati esteri. Io mi auguro che questo sia un primo tassello per le prossime iniziative e per fare quella rete giusta non solo con Arquà ma anche con il territorio circostante, per valorizzare un territorio e per far sì che il turista possa restare qui qualche giorno e scoprire questi meravigliosi posti. I borghi d'Italia rappresentano un patrimonio architettonico, storico e culturale ineguagliabile, ma in molti casi non sono ancora valorizzati per una piena fruizione turistica. Se vogliamo andare in una direzione di un'industria turistica che sia una grande componente del PIL nazionale, non possiamo tralasciare i borghi. Qui ad Arquà credo che il tema fondamentale, sia da un punto di vista turistico che culturale, è proprio il Petrarca. Però il Petrarca non possiamo ridurlo alla casa del Petrarca. Petrarca deve essere tutta Arquà, con tutta una serie di percorsi, tutta una serie di segni sul territorio e dare un'offerta complessiva al turista.